Ombre e luci, parole e silenzi, perché questa storia, come dicevo, è estremamente complessa, estremamente delicata e quindi nel corso dei tantissimi anni che sono passati, più di 70, ci sono state moltissime ombre e tanti silenzi. C'è stata tanta difficoltà a parlare di questo argomento, anche le persone intervistate hanno manifestato difficoltà a parlarne perché sono argomenti molto delicati e quindi con questo lavoro si cercherà di illuminare i silenzi e con le interviste, con le parole delle persone che ho intervistato nell'arco di un anno di lavoro. È una grande emozione perché Valdobbiadene è il luogo centrale di questo lavoro e per me appunto il paese di mia residenza. Sono molto felice di questa prima presentazione e spero che sia l'occasione per far conoscere a Valdobbiadene questa storia complessa ma anche molto interessante. Vorrei ringraziare innanzitutto i miei genitori e poi ovviamente i 4 comuni che hanno patrocinato questo libro: Valdobbiadene, Vidor, Segusino e Miane. Il Comune di Valdobbiadene ha voluto dare il patrocinio a questo libro, il secondo libro di Luca Nardi, che parla sempre di argomenti importanti, tristi e duri a volte, è perché oltre ad essere un cittadino di Valdobbiadene è uno storico che si sta impegnando con risultati eccellenti e parla di argomenti che toccano il cuore e toccano le ferite che sono ancora vive nonostante siano passati molti anni della grande guerra, della seconda guerra mondiale in questo caso, e che servono a ricordare, perché per non dimenticare quello che è successo e per evitare di commettere gli stessi errori dobbiamo non dimenticare. Questo è un motivo di orgoglio per noi valdobbiadenesi, perché vedere dei giovani impegnati sì in tante attività ma anche quelle strettamente culturali come la presentazione di un libro, perché appunto scrivere libri non è sicuramente da tutti, poi quando sono storici e quindi bisogna avere fatto tutta una ricerca dietro e appunto elaborato vari testi e aver ascoltato varie testimonianze è una cosa sicuramente importante, perché se non siamo consapevoli delle nostre radici, della nostra storia, non siamo consapevoli neanche di dove vorremmo andare.